Ok, ora sta andando. Ma il Prova, microfono... prova. 1, 2, 3, prova. Questa è l'audio in entrata? Allora. Ok, ora sta andando. Ma il microfono... Prova. Moreno. Prova. Cattura questo o questo? Vediamo come si sente. Semifinale femminile dal Baciccia di Pra tra Veneto ed Emilia Romagna. Squadre negli spogliatoi per gli appelli con i direttori di gara che saranno di Genova, Zoppi, Masini, Delfino. Semifinale femminile dal Baciccia. Si sente? Sente una merda. Ma perché cattura da lì? Questo non lo riconosce proprio più. Se sta qua. Prova. Entra. Un buon pomeriggio dal Ferrando di Pra, semifinale femminile al 60° torneo delle regioni di fronte, le rappresentative che vedete in maglia amaranto e celeste. Parliamo ovviamente del comitato dell'Emilia Romagna e di quello del Veneto. Si sfideranno per un posto in finale che si disputerà domani alla stessa ora, naturalmente, però su un altro impianto sportivo, quello della Sciorba di Genova. Saluti di rito, la terna arbitrale la vediamo schierata, terna tutta genovese, con il signor Masini a dirigere, coadiuvato dal signor Zoppi e dalla signorina
Delfino, e naturalmente tutte le giocatrici che adesso vanno a salutare prima le panchine, poi ovviamente i sorteggi che sono già stati fatti. Noi andiamo a raccontarvi quelle che sono le protagoniste in campo, partendo ovviamente dalla formazione veneta. Veneto che ha vinto ai rigori ieri, una gara molto importante contro la Toscana, gara sofferta da parte delle atlete venete. Adesso le emiliane che si danno la carica. Partiamo proprio dal Veneto, che si schiera con Fontana, Braga e Brigiotti, De Muri, Fante, Gava, Grossi, Marchesin, Natali, Oclo e Torraldo. Risponde la selezione emiliana, Emilio Romagnola, con Ravanetti tra i pali, poi Eleonora Bellamico, Giorgia Ferrari, Giulia Grazia, Isabella Latorre ed Elena Simone. Con il numero 9 Marta Baccanti, poi Elisa Dalbrun, Aurora Mari, e poi chiudono ovviamente Giulia Pellegrino e Chiara Tinelli. Andremo ovviamente poi a vedere come si disporranno in campo le giocatrici che vi abbiamo menzionato. Adesso foto di rito, dopo i saluti di rito, per questa semifinale che dà accesso direttamente alla finalissima di domani alla Sciorba. Prima le venete, che si schiereranno con la maglia amaranto e fregi celesti, e poi ovviamente le Emilio Romagnole con la maglia azzurra, i pantaloncini e fregi grigi. Un cammino che è iniziato venerdì scorso, anzi sabato scorso, alla fase a gironi per entrambe, poi i quarti di finale nella gara di ieri, e questa semifinale che fa accedere direttamente alla finalissima di domani. Tutto pronto per il calcio d'inizio. Partiti ovviamente da qualche istante con il Veneto che manovra il primo pallone sulla corsia di sinistra. Il canale della Lega Nazionale Dilettanti vi offre in diretta streaming sul canale YouTube tutte le partite, vi ho offerto tutte le partite dai quarti di finale in poi. Alcune le avete viste tramite i vari comitati, sempre con i service ovviamente sia regionali che anche ufficiali del torneo delle regioni. Adesso Emilia Romagna che prova subito a farsi vedere dalle parti della formazione veneta, con la conclusione e il primo calcio d'angolo della partita. È l'Emilia che prova a mettere subito la freccia, c'è stata una verticalizzazione e poi una conclusione contratta in calcio d'angolo dalla giocatrice emiliana Eriamo Oclo. Primo angolo dell'incontro. Il direttore di gara deve subito andare a placare gli animi al centro dell'area di rigore, dove stanno impostando uno schema le giocatrici emiliane, che però giocano corto, e allora palla che va fino sul fondo, dove sfonda una giocatrice emiliana, altro calcio d'angolo, e quindi sta provando subito a indirizzare la partita dalla propria parte la selezione romagnola. Stesso schema di prima, questa volta la palla viene messa al centro, viene allontanata in un primo momento, ma è ancora l'Emilia Romagna che controlla. Il trend della partita sembra abbastanza chiaro. Veneto che è la formazione che dimostra di saper soffrire. Ieri una gara combattuta con la Toscana, sofferta dalle venete, che poi sono riuscite a farla propria tramite i calci di rigore, dove è stata protagonista il portiere Marica Fontana, che ha neutralizzato i 2 calci di rigore. Terzo calcio d'angolo per l'Emilia, che ha iniziato in maniera a dir poco convinta. Questa volta si andrà direttamente in area perché si allontana la giocatrice con cui scambiare, palla messa sul dischetto, allontanata in un primo momento, danza proprio nell'area piccola e alla fine arriva il gol. Primo gol della partita, stava spingendo l'Emilia Romagna
passa subito in vantaggio. La zampata in seguito a un batte e ribatti in area di rigore. Andiamo a vedere poi di chi si tratta, della calciatrice che viene qua sotto a ricevere l'abbraccio del proprio pubblico, anzi della propria panchina anche. La numero 19 ad aver trovato la via del gol, colei che si era già resa protagonista. Stiamo parlando di Giulia Pellegrino, la giocatrice del Modena. E allora Emilia 1, quando siamo al minuto 3, Veneto 0, Veneto che ora si butta subito in avanti. Emilia Romagna ha praticamente piantato le tende nei primi 3 minuti nell'area di rigore, anzi nella metà campo e poi nell'area di rigore avversaria. Un vantaggio che, nonostante siano passati pochi minuti, si può già dire essere giusto, forse. Vi dovevo ovviamente alcune informazioni anche per quel che riguarda le due selezioni, a partire naturalmente dalla panchina, e allora partiamo da quella del Veneto. L'allenatore, anzi scusate, dell'Emilia Romagna, l'allenatore è Maurizio Gieri. In panchina ci sono Forti, Certarasa, Grillo, Bortolini, Dotto, Monzani, Amudà, Mingardi e Pagani. Questo per quel che riguarda ovviamente l'Emilia. Per il Veneto andiamo naturalmente a guardare le altre componenti della rosa, a partire proprio dall'allenatore, il signor Maurizio Semenzato. Amadori, Amistà, Lion, Malvezzi, Magalini, Menini, Raicovi, Rizzolo e Sordon. Queste proprio tutte le componenti delle rappresentative. Occhio adesso al tentativo di conclusione ancora da parte dell'Emilia Romagna. Stavolta è stata Chiara Tinelli della Gatteo Mare a provare il tocco morbido dal limite dell'area di rigore. Cercava forse un pallonetto. 1-0, gol al terzo minuto, gara che si è già sbloccata qui al Ferrando di Pra. Veneto che prova a impostare una reazione in qualche modo. Ma l'Emilia Romagna sembra essere molto sicura e determinata, formazione che ha iniziato molto bene questa partita, già trovato il gol del vantaggio. Adesso qua forse c'è un fallo in attacco, il signor Masini fa segno di proseguire. Tanto l'autore del gol, l'autrice del gol è stata la numero 19, e quindi Giulia Pellegrino e non Chiara Tinelli. Credo di Eleonora Bellamico, ma bisogna verificare il numero di maglia. Prima avanzata del Veneto con la numero 6, Matilde De Muri, ha sfondato a destra, anzi a sinistra, ma poi non ha trovato nessuna compagna al centro. Veneto che adesso prova in qualche modo a impostare una reazione. La Marta Grossi rientra sui suoi passi, va verticale, non trova compagna, e allora manovra l'Emilia con il capitano Elena Simone, e questo è il portiere, ancora la Simone sul pressing del Veneto. Il capitano Simone riesce a trovare in qualche modo una sua compagna, sembra la numero 14 Aurora Mari.
Poi un retropassaggio errato può lanciare l'avanzata del Veneto, qua però lo scarico da parte di Eliana Torraldo è sbagliato. Con la forza prova Lisa, lancio lunghissimo a cercare il controllo di prima da parte di una giocatrice emiliana, poi si combatte a centrocampo, forse c'era un fallo ai danni di Elena Brigiotti, recupera palla la formazione emiliana. Sale Isabella alla torre, si allarga, poi va per due centrali dalla Marta Baccanti, conclusione dalla distanza, un qualche cosa a metà tra il tiro e il cross, la sfera si perde sul fondo, 10 minuti in corso, si gioca 40, lo ricordiamo. Vieni vicino, vieni più vicino, mi siete coperti. Rinvio da parte di Marica Fontana, la palla passa in mezzo a 2 o 3 giocatrici, poi prova a controllarla in qualche modo una giocatrice dell'Emilia, ma alla fine il possesso palla rimane nei piedi, anzi nelle mani, in questo caso perché c'è una rimessa laterale di Capitan Natali. Palla arriva in qualche modo in aria con molta calma e anche classe. Aurora Mari la controlla, poi evita 2 giocatori, va in verticale dalla Pellegrino, ancora la Mari, duettano le 2 giocatrici, alto tasso tecnico tra la 14 e la 19, rimessa laterale con Chiara Tinelli che mette giù e poi va da Giulia Pellegrino, subito il lancio a cercare Isabella alla torre, ingaggia il duello con praticamente tutta la retroguardia ospite. Sale la torre a battere la rimessa laterale, si cerca sempre Chiara Tinelli, è girata il numero 20, su di lei c'è la Oclotti, ma la copertura da parte del difensore veneto. Particolare ed è arrivata questa traiettoria che si è infilata sotto l'incrocio dei pali, quindi 2-0 quando sarà il minuto 12. Gol di Giulia Pellegrino e di Elisa Dalbrun al terzo e al 12° minuto, e Veneto subito in avanti. A 0 e gara già in ghiaccio, già in cassaforte per le emiliane. Strada neanche in salita, in arrampicata per le venete. L'Emilia sta dimostrando di essere una squadra molto molto forte, ovviamente lo si sapeva, è una delle rappresentative che venivano un po' aspettate in questa manifestazione, come sempre sono aspettate in questa manifestazione. Ora che però la De Muri va in avanti per la Torraldo, viene anticipata e poi guadagna anche la rimessa laterale la formazione dell'Emilia Romagna con il capitano. Prova autoritaria fin qui da parte della squadra in maglia celeste. Attenzione a questa conclusione dalla lunghissima distanza, ha provato a sorprendere Ravanetti. E qua arrivano le prime indicazioni. Il mister del Veneto alza la linea d'attacco perché ha chiaramente chiamato la De Muri, che è la numero 6, quella che sta andando a pressare ora, e dire gioca alto, cominciamo a giocare a 3 davanti. Quindi diciamo che senza troppo da perdere sul risultato di 2-0 c'è di un atteggiamento più offensivo da parte delle proprie giocatrici. Andiamogli incontro, perché incontro una, dai, e dai, l'altra dietro, brava. Ora Emilia, il problema è che quando passa la metà campo la formazione emiliana sembra che possa sempre creare qualche pericolo.
Ora anticipo da parte di Michela Marchesin, poi a centrocampo serie di lisci, in qualche modo Chiaratinelli vince un rimpallo, poi mette ordine la Pellegrino al limite dell'area, numero 19, può pensare al tiro che viene effettuato e controllato senza problema da Marica Fontana. Pellegrino e Mari su quella catena che è quella di sinistra d'attacco stanno creando tanti grattacapi. Ora la De Muri mette il pallone giù, controlla e scarica per Michela Marchesin in verticale ancora per un compagno, era Sofia Braga, però era una cannonata quel passaggio. In ogni caso comunque il Veneto riesce a controllare e recuperare il pallone. C'è una giocata della De Muri molto buona per Eliana Torraldi in area di rigore, le finte del numero 20 che va sul fondo, linea di fondo, prova lo scarico e trova un calcio d'angolo, e quindi il primo sussulto del Veneto, prima reazione, che è passata ovviamente dai piedi di Matilde De Muri, giocatrice che già ieri nella quarto di finale contro la Toscana ha impressionato per doti tecniche, classe 2006, e già in orbita delle nazionali di categoria. Ora questo calcio d'angolo che poteva creare qualche grattacapo, ma non sono salite troppe giocatrici a cercare l'impatto col pallone. Dai, vieni una lunga, dietro. Rimessa laterale con Isabella La Torre, e questa è alla Mari, poi subentra Marta Baccanti che quasi sradica il pallone dei piedi anche alla sua avversaria. Ora De Muri in duello con Elisa Dalbrun, l'autrice del secondo gol della partita. La scucchiaiata della Dalbrun che manda al cross una compagna, palla rasoterra, capisce tutta la difesa veneta, ma come vi raccontavo poc'anzi, quando passa alla tre quarti sembra che possa sempre far male la formazione dell'Emilia. Ancora la Pellegrino adesso in area di rigore, prova lo spunto, viene fermata molto bene dal capitano veneto Serena Natali, e poi in qualche modo il Veneto se la cava conquistando una rimessa dal fondo. 2-0 il risultato, terzo minuto Giulia Pellegrino, qualche minuto più tardi Elisa Dalbrun. Pellegrino proprio in questo frangente va da sola a concludere, viene di nuovo fermata dal capitano Natali del Veneto, quello che si ripropone. Aiutatela lì, Ora Brigiotti, lungo lancio dalla parte della Sofia Braga, troppo lontano, sfera alleggerita sul portiere. Matilde Ravanetti riesce anche a pescare a centrocampo Marta Baccanti, può ripartire l'Emilia Romagna con questo lancio della Dalbrun. La Pellegrino che sembra avere una marcia in più a livello di velocità rispetto a Serena Natali, e alla fine riesce a guadagnare una rimessa laterale. Era in ampio vantaggio il capitano veneto, ma molto più veloce nello sprint l'attaccante dell'Emilia Romagna. Adesso lo spunto da parte di Chiara Tinelli che va sfondato a destra in mezzo a due giocatrici, non è riuscita però né a servire una compagna a centro area né a conquistare un calcio d'angolo. Allora rinvio dal fondo con Marica Fontana che però di fatto serve Eleonoria Bellamico, si complica un po' la vita la numero 2 dell'Emilia Romagna. La rimessa sarà per il Veneto con la De Muri, manovra veramente tanti palloni e c'è tanta classe nelle sue giocate. Ora Natali dopo una serie di rimpalli, il lancio lungo a cercare le punte ma vengono tagliati i rifornimenti. Allora riparte la Pellegrino sulla corsia di sinistra da una parte all'altra dell'area di rigore. La numero 9 Marta Grossi riesce in diagonale difensiva a evitare problemi più grossi proprio con il suo cognome. Adesso è la Pellegrino che ha cercato di nuovo un tracciante in area di rigore,
in qualche modo la difesa veneta, poi c'è il pressing della Matilde De Muri che va da sola fino al portiere, tra un po' non le toglie il pallone, ma col gioco se la cava la formazione dell'Emilia Romagna, che poi conquista anche una rimessa laterale. Giocate semplici, indicazione da parte del selezionatore dell'Emilia Romagna. Ora palla per la Tinelli, duello individuale con Eiram Oklo, che viene vinto dalla giocatrice veneta. 20 sul cronometro, siamo a metà frazione, 2-0 per l'Emilia Romagna, ragazzi, tutti nei primi 10 minuti, dal terzo al settimo le hanno realizzate la Elisa Dalbrun e la Giulia Pellegrino, non in questo ordine perché a aprire la marcatura è stata Giulia Pellegrino. Messa dal fondo effettuata in questo istante. Si lotta a centrocampo con Eliana Torraldo che riesce a mantenere il controllo del pallone, ma c'è Isabella Torre che va a sradicarlo e poi a guadagnare la rimessa laterale. Parla per la Pellegrino che viene lasciata assolutamente libera di agire, e una come lei deve essere marcata a vista sempre. Poi in qualche modo Marta Baccanti, limite dell'area di rigore, in zona tiro il numero 9 prova la conclusione, c'è la respinta da parte di un difensore, ma il direttore di gara segnala un'irregolarità, un fallo in attacco da parte della giocatrice, di una giocatrice dell'Emilia Romagna. Posizione. Sembra la numero 2, se non ho visto male, Eleonora Bellamico. Una di testa. Ora rinvio prolungato e ancora Matilde De Muri che va a riconquistare il pallone, può puntare l'aria, la numero 6, va sul fondo, lascia lì due giocatrici, poi arriva la terza e mette la palla in calcio d'angolo. Calcio d'angolo per il Veneto, palla calciata sul dischetto del rigore, dove però aspettare Chiara Tinelli, numero 20 dell'Emilia Romagna. Poi disimpegno un po' così verso Giulia Pellegrino, le braccia del capitano Serena Natali erano posizionate sulla schiena della Pellegrina, il direttore di gara ha lasciato proseguire. Ora lungo lancio, ancora la Tinelli, ha provato di prima, di pancia praticamente, a servire Giulia Pellegrino. Rimessa laterale per il Veneto, c'è un intervento ai danni della De Muri che viene segnalato dal direttore di gara, il signor Masini di Genova. Il Veneto che ha provato a impostare una mini reazione dopo un avvio shock nel primo tempo che ha portato nei primi 10 minuti a subire 2 gol, ma di fatto grosse occasioni non ha ancora create. Questa potrebbe essere una buona occasione per crearle, con questa punizione che verrà calciata in area di rigore. Sul pallone c'è la numero 13 Michela Marchesin che va direttamente in porta, la sfera si alza ma non scende, la controlla Matilde Ravanetti. 2-0 Veneto e 2-0, scusate, Emilia e Veneto che deve rincorrere. Attenzione però alla Bellamico che va in bello stile, poi palla per Giulia Pellegrino che stava tagliando dentro, il suggerimento era leggermente esterno rispetto al taglio della compagna, e allora rinvio di Marica Fontana verso gli attaccanti veneti, serie di batti e ribatti, e alla fine a mettere ordine ci prova l'Emilia Romagna con la bella giocata da parte di Marta Baccanti. Poi però c'è un fallo a centrocampo con il Veneto che aveva recuperato la sfera ma in maniera irregolare. 24 sul cronometro. Aurora Mari indietro dal portiere, timido pressing,
Ora Serena Natali con la testa, la poteva forse controllare, lo fa adesso nel traffico del centrocampo e poi va avanti senza trovare però Eliana Torraldo, che era la destinataria di questa verticalizzazione. Ora Tinelli controlla la sfera, spalle alla porta, trova lo scarico in Mari, poi la torre, Pellegrino può puntare al numero 19 e poi la verticalizzazione che stava per arrivare a Aurora Mari, ma il direttore di gara ha interrotto il gioco e quindi lo fa riprendere. Zona tiro per la 14. Si erano un po' distratte le giocatrici venete su questa palla 2, non se l'ha fatto dire 2 volte Aurora Mari, che ha dimostrato di formare un bel tandem d'attacco, anzi un bel trio d'attacco con la Giulia Pellegrino e la Chiara Tinelli. Apritemi un pochino anche di qua. 26 sul cronometro, 2-0 Emilia Romagna. Strada in salita per il Veneto, con questa conclusione poi ancora da parte di Bellamico, che termina fuori, ma non di tanto, anche se a dire la verità Marica Fontana la stava controllando. Ora Serena Natali, palla complicata per la Torraldo, che però riesce a fare il massimo, ovvero a conquistare una rimessa laterale. Ora De Muri, poi rispunta un pallone in campo, quello che era uscito precedentemente, per cui bisogna ripartire con una palla scodellata del direttore di gara. Manovra sempre l'Emilia, che non sembra paga del 2-0, a fiammate il Veneto sta cercando di riaprire una gara che vedrà la fine del primo tempo tra 13 minuti, perché siamo al 28esimo in corso. Ora attenzione, sfera per la De Muri, che va in area di rigore, mette dentro, c'è il liscio da parte della Torialdo e questa era un'occasione importante per la formazione veneta, partita come al solito dai piedi della De Muri. Stava partendo il contropiede dell'Emilia Romagna, il direttore di gara ha fischiato il fallo. Ora Elena Brigiotti, palla in verticale per Matilde De Muri, qua il controllo errato che però favorisce le proprie compagne. Sfera la Torraldo, va ancora più larga dalla Gava. Allora, sul secondo palo di Vittoria Gava, in qualche modo il Veneto, l'Emilia scusate, con la Giulia Pellegrino, da questi a Bellamico, rientra per via centrale al numero 2, va ancora dalla Pellegrino che prova a giocare di prima, con calma la difesa veneta, palla per De Muri, controllo perfetto da parte del numero 6, e sfera per la Gava, di prima a cercare i compagni in avanti, un po' troppa fretta per la numero 8 che controlla anche adesso, va in verticale proprio per Elena Torraldo. C'è l'intervento su di lei da parte di un avversario che però viene eluso dallo sprint della numero 20 e poi qua contrasto in area di rigore. Ancora Elena Torraldo, Giulia Pellegrino, sale Serena Natali in pressing, ancora la De Muri, fasi un po' confuse di gioco con Pinelli che allarga per Bellamico, si va indietro, il doppio scambio Ferrari classe 2006 e ovviamente già nel giro delle nazionali di età. Le prendono loro così, non li capite?
Ragiona! Girati adesso! No, girati di qua una volta! Dice mio figlio, è tua, è tua! Adesso ancora Veneto in avanti che ci sta provando, sarebbe molto importante ovviamente una rete per riaprire il match. Darebbe anche un po' di pepe a un secondo tempo che comunque qualcosa ha prodotto, ovvio. Il vantaggio per 2-0 mette in canale la gara assolutamente dalla parte delle giocatrici venete, scusate, emiliane, e anche non di poco. In più arrivano questi calci d'angolo che hanno sempre creato problemi. Attenzione ad Aurora Mari che spesso chiama lo scambio con una compagna per puntare da sola. Infatti sono in due che vanno dalla bandierina, la numero 11 Lisa Dalbrun e la numero 14 Aurora Mari. Solitamente scambiano e partono a 2000 all'ora, infatti è così che fanno, in questo caso la 11 che però poi va a crossare sul secondo palo dove c'è una copertura un po' leggera da parte di Eliana Torraldo, e allora la zampata di una giocatrice emiliana e l'intervento di Marica Fontana che deve sbrogliare una situazione complicata. Il tocco è stata della Bellamico. 32 sul cronometro, 2-0 Emilia Romagna, reti di Dalbrun e Pellegrino. Aperto la Pellegrino, sta chiudendo per ora il computo dei marcatori la Dalbrun. Niente scambio perché si allontana la giocatrice, allora sarà Aurora Mari a mettere nel cuore dell'area di rigore. Palla sul primo palo allontanata da Sofia Braga. Guarda dietro! Rimessa laterale per l'Emilia Romagna quando mancano 7 minuti alla fine del primo tempo. Cincischia un po' Marta Grossi col pallone, regala una rimessa laterale agli avversari. Ora rientra la giocatrice dell'Emilia. È ovvio che da una parte il Veneto deve cercare di aprire la partita ma anche stare attento a non subire il terzo gol, perché sarebbe una mazzata assolutamente importante e quindi i compiti non sono proprio facilissimi. Veneto che concede un calcio di punizione alle emiliane. Ora siamo al minuto 33-20. Occhio che sono in due e uno là fuori! Ma prendi la terra, stai lì, prendi la testa, là Gava! Calcio di punizione che verrà calciato nel cuore dell'area di rigore. Anche in questo caso non ci saranno scambi tra giocatori e giocatrici, non ci saranno schemi, ma si va dentro dove sono 4 le giocatrici del Veneto, un po' di più quelle, scusate, 4 giocatrici dell'Emilia Romagna, un po' di più di quelle del Veneto. Punizione è di seconda, palla messa sul primo palo, allontanata da Marta Grossi, poi sfera che danza al limite dell'area con Giulia Pellegrino che cerca e trova lo spazio per la conclusione. Conclusione dritta e alta, era sulla parata la Fontana, ma Giulia Pellegrino, autrice del primo gol, conferma come può essere assolutamente una spina nel fianco della difesa Amaranto, che adesso sbaglia con questo suggerimento captato da Aurora Mari, che ha letto assolutamente la situazione. Lo scarico per Marta Baccanti, si va in orizzontale, pallone per la numero 11 Dalbrun, conclusione parata in due tempi da parte di Marica Fontana. Bella azione qua dell'Emilia Romagna che ha effettuato un mezzo giro palla fino alla numero 11 Elisa Dalbrun, sassata dritta per dritta, e doppia risposta da parte di Marica Fontana.
Ora Emilia Romagna che vuole finire, vuole implementare se possibile il suo vantaggio, perché continua a macinare il gioco. Aiutalo, aiutalo. Non far fallo, non far fallo. Arrivano le indicazioni anche dalla tribuna. Matilde De Muri che controlla, è lasciata un po' sola la numero 6, ma ovviamente il pericolo pubblico numero 1. Matilde De Muri, giocatrice del Real Vicenza. E ora Chiara Tinelli controlla il pallone, le finte, attende un compagno, viene fermata da Oclu che poi si va all'indietro, in qualche modo sale il pressing l'Emilia Romagna. Rimessa laterale con tanto spazio concesso a una giocatrice emiliana, Marta Baccanti, poi anche Isabella La Torre, che però si accontenta della rimessa laterale. Rimessa laterale effettuata nel cuore dell'area di rigore, controllo con il braccio da parte di Bellamico. Numero 2, giocatrice del Modena. Ora rinvio, ancora De Muri. Via, via! Salta! Forte adesso! Siete in due! E attenzione a questa sortita ancora dell'Emilia Romagna. Doppio scambio Pellegrino Mari. La 19 va sul fondo, mette morbida a centro area dove un contrasto aereo tra Bellamico e Linda Fant favorisce l'intervento di Marica Fontana. Lungo rilancio per Eliana Torraldo, controlla a centrocampo, poi si alza un altro campanile. Alla fine senza paura le numero 5 dell'una e dell'altra squadra, anzi numero 5 dell'una, ovvero Elena Brigiotti, e la numero 7 Isabella La Torre dell'Emilia Romagna. Ora Matilde De Muri che scarica, palla a cercare gli attaccanti in bello stile addirittura, ma poi Veneto che può, anzi poteva avere una buona occasione. Ora Mari e De Muri, Pellegrino di testa riesce comunque a servire una compagna, e qua in qualche modo non si capisce la Oclo con le sue compagne. Allora sale la Bellamico, va sul fondo, viene però fermata e allontanata, anche se il possesso palla rimane per le giocatrici emiliane, con le finte e lo scarico da parte di Pellegrino, che ancora una volta scarica con Mari e poi va con la Bellamico che ha un po' di spazio sulla corsia di sinistra. Il cross che arriva lo stesso anche se non con il piede buono. Marica Fontana va a controllare senza problemi il rinvio lungo, e qua fanno a sportellate le due giocatrici, la numero 20 Eliana Torraldo e la sua diretta marcatrice Giorgia Ferrari. Duello senza esclusione di troppi colpi, si sono tirati un po' la maglietta, alla fine lo ha fatto prima la giocatrice veneta, e allora la punizione è per l'Emilia Romagna, punizione già battuta. Mari, adesso Tinelli scarica ancora per Mari, è il suggerimento molto interessante per Isabella La Torre. C'è l'intervento in scivolata per il capitano Serena Natali, che è andata dritta per dritta, ha preso sia la palla che anche la gamba, onor del vero. Allora è arrivato sia il calcio di punizione sia il cartellino giallo per la giocatrice del Veneto, per la capitana del Veneto. Veneto che adesso insomma deve uscire indenne da questo primo tempo e cercare di riorganizzarsi per il secondo. Ci ha provato la formazione veneta, anche se non ha creato grossissime occasioni, anzi ne ha avute un altro paio la formazione dell'Emilia Romagna, di sicuro più attiva Marica Fontana che Matilde Ravanetti. Occhio però alla punizione con lo schema Mari, limite dell'area, conclusione della Mari, palla che sorvola l'incrocio dei pali
anche in questo caso non è sceso, ma le soluzioni offensive dell'Emilia Romagna si fanno anche notare. 40,04, tempo regolamentare scaduto, immagino che qualcosina di recupero ci sia per i 2 gol, ma non credo tantissimo perché si è giocato piuttosto tanto in questa prima frazione. Occhio alla conclusione, la traversa, e poi sulla ribattuta non riesce a trovare il gol del 3-0. È arrivato questo missile da parte di una giocatrice dell'Emilia Romagna che credo sia la numero 9, Marta Baccanti, e c'è stato il tocco decisivo di Marica Fontana che ha deviato la sfera sulla traversa e quindi ha tenuto di fatto a galla le sue giocatrici. Questo intervento nell'economia della partita assolutamente potrebbe essere importante. Ora la De Muri viene fermata non falosamente secondo il direttore di gara. Giulia Pellegrino mette la palla al centro per la Tinelli, porta la sfera sul sinistro, conclusione e palla che finisce a lato di pochissimo. Ultima occasione del primo tempo, 1 minuto di recupero, 2-0 per l'Emilia Romagna, risultato meritato e mai in discussione almeno per ora. Vedremo quello che succederà nei secondi 40 minuti di questa semifinale di calcio femminile tra Veneto ed Emilia Romagna. Ci rivediamo tra poco.
Secondo tempo di Veneto contro Emilia Romagna, semifinale femminile, 60° torneo delle regioni, e si riparte dal 2-0 con cui l'Emilia Romagna sta conducendo questo match con grande autorità. Nella prima frazione le emiliane hanno ben impressionato, adesso prima della ripresa del gioco, i cambi di rito, mi sembra di aver visto sul terreno di gioco. Allora, tanto il Veneto va ad effettuare il cambio perché entra il numero 11 al posto della numero, ora vedremo ragguagli, comunque entra Letizia Malvezzi al posto, credo, di una delle due centrali difensive, la numero 5, direi, non vedo la numero 5, quindi Elena Brigiotti. A livello ovviamente di modulo non cambia niente perché Letizia Malvezzi, giocatrice della Virtus Padova, si è andata a posizionare nel ruolo della compagna. Occhio alla De Muri che si fa subito notare. Questo secondo tempo ce la godiamo abbastanza perché l'abbiamo proprio sotto la nostra postazione, la numero 6, tridente per l'Emilia Romagna e naturalmente anche 3 punte per il Veneto in questa gara che la formazione veneta deve quantomeno riaprire. Siamo 2-0 con una traversa anche colta dall'Emilia Romagna nella prima frazione, con un intervento abbastanza importante da parte di Marica Fontana che ha mantenuto il passivo sul 2-0. Vi abbiamo raccontato a fine frazione come potrebbero essere 2 sliding door di questa partita, ovvero la traversa sulla quale comunque c'è stata la parata della Fontana e poi un altro intervento proprio del portiere del Veneto. Ora la De Muri ancora che va a recuperare il pallone, poi lo perde Michela Marchesini e può ripartire allora Giulia Pellegrino. Duello tra la numero 19 dell'Emilia Romagna con la numero 4 Sofia Braga del Veneto, e palla conquistata nella rimessa laterale dall'Emilia Romagna. Ovviamente sarebbe stato interessante anche capire quello che i due allenatori hanno detto a fine primo tempo alle proprie calciatrici. Qualche cosa da parte dell'allenatore dell'Emilia Romagna l'abbiamo carpita, perché il selezionatore emiliano, quando si è rimesso proprio sulla sua panchina, quindi tornando naturalmente dagli spogliatoi, ha guardato qualcuno del pubblico, presumibilmente un suo collaboratore, confessando: gli ho detto che adesso io comunque, nonostante il risultato, ho paura che si possa riaprire questa gara e ho chiesto alle giocatrici di togliermi la paura. Quindi questo naturalmente un po' per raccontarvi anche qualche retroscena di quello che è accaduto prima delle operazioni di gioco. Ora però torniamo alle operazioni di gioco con il tentativo di sfondamento da parte di Bellamico al centro area, il Veneto che comunque riesce a recuperare e anche a tramutare l'azione in offensiva. Lo spunto da parte di Eliana Torraldo, va da sola però si trascina la palla fuori di poco sotto gli occhi proprio del secondo assistente Santina Delfino di Genova. Rimessa laterale già effettuata, minuti sul cronometro che sono 3 nel primo tempo. A questo minuto l'Emilia Romagna aveva trovato il primo gol della partita con Giulia Pellegrino, la sua zampata in seguito a un'azione da corner. Ora ancora intervento con Michela Marchesin che è andata in tackle su Giulia Grazio. Ancora la numero 5 che scambia con Aurora Mari. Ci hanno raccontato di questa giocatrice, di una doppietta alla Roberto Baggio nella gara precedente.
Aurora Mari che mi sembra giocare leggermente più indietro rispetto al primo tempo, dove forse si alzava un po' di più. Numero 14, classe 2007, con gli occhi addosso di tante società, una tra le quali il Parma. Rimessa laterale adesso per il Veneto, Matilda De Muri va a dare la sfera agli altri, alle altre. Ora prova a fare ordine nella formazione veneta con Marta Grossi che però non trova alcun compagno, e allora di nuovo rimessa laterale con Marta Grossi che forse controlla con la mano le finte della numero 9, altre finte, ingaggia un duello individuale con la Bellamico, poi con l'esterno e non col sinistro come gli ha chiesto una compagna per la Letizia Malvezzi. Ora pressing della De Muri, rimessa laterale per Eliana Torraldo che va a cercare di evitare la Giorgia Ferrari che la porta fuori e guadagna anche una rimessa laterale, quindi insomma ottimo intervento. E un po' meno ottimo la costruzione dal basso dell'Emilia Romagna che stava per favorire, anzi favorisce sicuramente il Veneto col tiro a giro da parte di Eliana Torraldo, prima occasione per il Veneto, e qua ha avuto un po', forse un po' di fretta nel calciare verso la porta. Non era male indirizzato il tiro da parte della numero 20, che però poteva forse fare qualche passetto in più e ragionare ancora un po' di più sul tipo di conclusione, ma Emilia Romagna che continua un po' a complicarsi le cose, anche in questo caso cede la palla non a una qualunque, a Matilde De Muri che come ieri nella gara con la Toscana anche oggi si sta assolutamente distinguendo. Ora duello senza esplosione di colpi tra la Grossi e la Mari, il direttore di gara lascia proseguire, era proprio molto ben posizionato, no, non la Mari ma la Tinelli. Adesso Veneto che è dall'altra parte con Sofia Braga, posizione di ala destra con il tacco per la Malvezzi, anzi no, per la Natali, scusate. Poi manovra che si allarga per l'Emilia Romagna dal Brun per Bellamico, c'è la copertura da parte di Letizia Malvezzi che ha subito avuto il suo da fare da quando è entrata in campo. Ora Oclo, l'Emilia Romagna che mantiene il possesso palla, poi vince un rimpallo la Tinelli, va in posizione di ala, non può farla scorrere perché l'ultimo tocco è stato il suo, in questo caso l'ultimo tocco però poi arriva dalla giocatrice veneta Eiram Oclo del Real Vicenza. Primo cambio per l'Emilia Romagna, vedo sul terreno di gioco pronta la numero 3, ovvero Chiara Cartarasa, esce al posto della numero 4 Giorgia Ferrari. Quindi 3x4 e primo cambio anche per la formazione dell'Emilia Romagna. Ora rimessa laterale nel cuore dell'area di rigore, attenzione alla Tinelli che prova lo sfondamento e alla fine guadagna una rimessa, anzi direi un calcio d'angolo. Calcio d'angolo per l'Emilia Romagna.
sempre il solito schema che porta la Mari a controllare il pallone, puntare alla retroguardia avversaria, arriva quasi in zona tiro, poi sceglie lo scarico, tiro che arriva adesso dalla distanza. In una situazione più o meno di questo tipo è arrivato il raddoppio della formazione emiliana con Lisa Dalbrun, che aveva proprio ricevuto dal vertice, da quella parte del vertice di campo, ovviamente a campi invertiti perché eravamo nella prima frazione, e il suo traversone è diventato un tiro, diciamo così, alla Del Piero, tanto per intenderci. Si è spento sotto l'incrocio dei pali, la rimessa laterale per il Veneto e per Matilde De Muri, che prova a servire Riana Torraldo in mezzo a due giocatrici, da sola riesce a guadagnare un calcio d'angolo. E adesso si sta provando il Veneto, un gol potrebbe assolutamente riaprire la partita e renderla anche interessante. Calcio d'angolo che avrà calciato da sinistra direttamente sul portiere, la traiettoria di Michela Marchesin. Ha provato l'inserimento Sofia Braga, ma la sfera è stata praticamente captata dal portiere dell'Emilia Romagna, Matilde Ravanetti, che ora alza questo campanile a centrocampo, scusate, dove è Letizia Malvezzi che mette ordine allargando per la Grossi, palla lunga a cercare ancora Eliana Torraldo, che sta salendo tanto in questa seconda parte di gara, viene più a cercarsi il pallone indietro, la numero 20, paga ovviamente in un po' di lucidità ora la Pellegrino, che invece di contro è sparita un po' dai radar, però mette questa palla per la Bellamico, che per la 100ª volta in partita si fa la fascia e si inserisce. Qua leggerezza da parte della Grossi, che ha tenuto la diagonale, poi pensando che il portiere fosse in vantaggio ha lasciato completamente l'attaccante, scusate. Poco male per il Veneto, perché il tocco da parte di Bellamico è ampiamente fuori. Adesso si sta già rigiocando col suggerimento in avanti e di nuovo Marica Fontana, l'eroina di Arenzano, che ieri ha parato assolutamente 2 rigori. Ora una spinta piuttosto netta da parte di Eliana Torraldo. E calcio di punizione per l'Emilia Romagna. Minuti sul cronometro sono 12, in corso 0-2 come vedete dalla nostra grafica per l'Emilia Romagna. Entrambi i gol sono maturati sia nel primo tempo sia nei primi 10 minuti del primo tempo, perché al terzo e al settimo un 1-2 abbastanza importante con l'Emilia Romagna che ha iniziato alla grande e ha finito alla grande. Nel mezzo un tentativo di reazione da parte del Veneto, che però non ha prodotto particolari occasioni, se non qualche azione un po' confusa al limite dell'area, ma Matilde Ravanetti ha dovuto intervenire poco. Di ben altro spessore la gara di Marica Fontana, che invece ha assolutamente tenuto a galla le sue con un paio di parate importanti, una delle quali ha deviato la sfera sulla traversa in seguito a una cannonata dalla distanza di Isabella Latorre. Adesso Mari, c'è De Muri che va a cantare e portare la croce, perché va a recuperare il pallone, poi viene forse fermata fallosamente, si gira la De Muri, allarga con il destro e poi Serena Natali che riesce a intervenire sul pallone, ma alla fine non riesce a scambiare con le giocatrici. Come dicevo, Giulia Pellegrino, che adesso si sta un po' nascondendo, poco servita, attenzione però alla giocata di grande spessore da parte di Aurora Mari, che va via, sfera per Pinelli, all'indietro ancora per Aurora Mari con l'esterno, controlla Marica Fontana, sfera che termina sul fondo. 13:30 sul cronometro, 0-2 risultato per l'Emilia. Pellegrino e Dalbrun, come dicevo, Pellegrino poco servita e anche un po'
fuori dalla partita in questa ripresa, non si è ancora accesa la numero 19, cosa che aveva fatto fin dai primi istanti della prima frazione. Ora occhio a Liliana Torraldo, lei sì che si è accesa per le Venete, sta salendo in cattedra. Poi qua Matilde De Mori, intervento duro ai suoi danni ma regolare, a segno di proseguire il signor Masini. Poi Aurora Mari che controlla, scarica, classe 2007, la numero 14, Aurora Mari in realtà quella che ha fatto il controllo scarico era la Tinelli. Retropassaggio adesso per Ravanetti di prima, campanile che si alza e di fatto pallone regalato al Veneto con Marta Grossi sul punto di battuta, rimessa a cercare la numero 13 Michela Marchesin che vince un rimpallo, poi prova a cambiare gioco, palla troppo profonda, troppo sul portiere. Ora rinvio, colpo di testa, 14 sul cronometro, ricordiamo i tempi da 20 minuti. Semifinale del 60° torneo delle regioni, la categoria vero il calcio femminile naturalmente. Ora Matilde De Muri prova a puntare la bella amico, la evita con anche facilità e anche un po' aiutandosi con le mani. Ora Linda Fant indietro, palla calciata in area, occhio alla De Muri, la palla poteva passare, ha letto perfettamente Matilde Ravanetti, sfida tra Matilde, la De Muri da una parte e la Ravanetti dall'altra, lungo lancio per la numero 11 Malvezzi che in qualche modo riesce a controllare, poi palla in verticale lontano dalle orbite di qualsiasi giocatrice del Veneto e quindi palla persa. E intanto vedo pronta a entrare sul terreno di gioco per l'Emilia Romagna la numero 10, perché vedo proprio il tabellone luminoso, anzi il cartello dei cambi, diciamo così. Quindi Alice Bortolini è pronta a entrare in campo del PGS Smile. Andiamo a vedere naturalmente chi andrà a rilevare la giocatrice che è proprio a bordo campo. Sarebbe, anzi sarà il secondo cambio per l'Emilia Romagna. Ora tanto fasi di gioco dove è il Veneto che sta facendo la partita, Emilia si chiude e riparte come normale e giusto che sia. Ora Marchesin, palla indietro e allargata per Marta Grossi, ci arriva la numero 9, cerca un compagno vicino, lo trova in Marchesin, sfera a cercare Torraldo, troppo lunga, portiere senza problemi. Cenno d'intesa tra Isabella Latorre e il suo selezionatore, chissà che non sia lei l'indiziata a lasciare il campo. Rientra adesso la Dalbrun, autrice di uno dei due gol, poi Marta Baccanti fa possesso palla, ovviamente l'Emilia Romagna addormenta o almeno cerca di addormentare la partita. Palla che non esce da un bel po', perché da un bel po' che è pronto il cambio per l'Emilia Romagna. Ora Ravanetti mette in difficoltà forse Giulia Grazio, che però se la cava con uno stop di petto di pregevole fattura, poi un lancio che però non rintraccia le proprie compagne. Allora Grossi a centrocampo, un po' di confusione, mette ordine Giulia Pellegrino, che comunque quando tocca il pallone sembra avere un altro passo, ancora Pellegrino con il destro, palla allargata a destra dal Brun, rientra ancora Pellegrino nel cuore dell'area di rigore, posizione di ala, cross sul secondo palo, troppo alto per sia Tinelli che Mari. E riparte adesso il Veneto con Sofia Braga in avanti per a Torraldo che sta veramente coprendo tutto il fronte offensivo. Arriva il cambio adesso, quindi entra la numero 10, esce la numero 2.
entra Alice Bortolini, giocatrice del PGS Smile, esce Eleonora Bellamico, giocatrice del Modena. Via! Vieni di qua! Bellamico che ha veramente coperto Chiama portiere la palla, dai! la fascia in tutti i modi, si è inserita veramente tantissimo, ha macinato tantissimi chilometri, credo un cambio proprio per questo motivo, un po' per la stanchezza, un po' perché no, per cominciare a fare un po' di conti, visto che comunque insomma attenzione al colpo di testa adesso e in qualche modo il portiere stava per intervenire dopo una deviazione. Mi è sembrato anche un tocco di mano, ma nessuno ha protestato, quindi probabilmente ho visto male io. Lo stiamo riguardando grazie al replay delle immagini del nostro tecnico Moreno Danna. Tanto fallo a centrocampo. No, tocco di testa da parte di una giocatrice del Veneto che è picchiata sul collo di una delle Emilia Romagna, deviazione che poteva mettere un po' fuori causa Ravanetti, però è intervenuta senza troppe difficoltà, e come vi dicevo riguardante il cambio di prima, Bellamico che ha dimostrato di essere una 7 polmoni, veramente ha coperto tutte le zone del campo e sono state tantissime le sue sortite offensive, forse cambio conservativo in virtù che si cominciano a fare un po' di conti. D'altra parte al 20esimo risultati di 2-0, e se finisse così domani c'è una partita molto importante da giocare, quindi che non sia per far rifiatare anche in previsione di quello che sarà l'impegno eventuale della finalissima di domani. Ora calcio d'angolo guadagnato dal Veneto, perché ovviamente c'è una discriminante non da poco, ovvero che bisogna ancora giocare 20 minuti e il calcio si sa in grado di ribaltare le situazioni in pochissimo tempo. Calcio d'angolo sul secondo palo dove la palla passa per le giocatrici del Veneto, serie di rimpalli e poi in qualche modo riesce a tramutare l'azione da difensiva in offensiva. Qua c'è un tocco di mano, il direttore di gara poteva far lasciare proseguire per il vantaggio, e diciamo che questo calcio d'angolo a cui abbiamo assistito è un po' lo specchio della partita del Veneto, che arriva lì ma poi non riesce a creare troppi problemi. Ora cambio, esce la numero 5 per il Veneto, ovvero Elena Brigiotti, giocatrice della Permac Vittorio, entra la numero 19, ovvero Martina Sordon, ed è un cambio nella stessa squadra perché giocano entrambe della Permac Vittorio, quindi Martina Sordon col 19 è uscita alla 5. Ora palla messa dentro l'area di rigore, attenzione perché c'è un rimpallo e l'occasionissima che arriva per il Veneto con la parata della Ravanetti, proprio con Martina Sordon che ci ha messo pochissimo, ha fatto direi di più lei in 7 secondi da quando è entrata che tutte le sue compagne in attacco, benché comunque ci abbiano provato. Ha chiuso lo specchio Matilde Ravanetti, una parata che potrebbe avere un peso specifico importante sull'economia della partita e dell'eventuale qualificazione. Ora le punte rimangono 3 per la formazione veneta, 22 e 40 sul cronometro, 0-2 per l'Emilia Romagna. 2 cambi a testa tra le due formazioni, e quell'occasione avuta dalla Sordon che poteva riaprire la gara, e se arriva un gol adesso a un quarto d'ora dalla fine poi davvero. Stavo ascoltando anche le indicazioni del mister del Veneto, giochiamo in 4 con 2 davanti, a richiamare subito la Sordon dalla parte opposta del campo. Ora Eliana Torraldo che non controlla il pallone, poi forse la riconquista, no, la formazione veneta, perché c'è questo lancio
dalle retrovie, poi Giulia Pellegrino, conclusione, palla che sorvola la traversa, ancora Giulia Pellegrino che si accende poco in questa ripresa, ma quando lo fa lascia comunque il segno. Ora qua è stata chiamata di nuovo la Sordon, mettiti al centro, dice l'attaccante là davanti. Sentiamo un po' anche le indicazioni da parte del selezionatore veneto, perché la Sordon da quando è entrata andava assolutamente larga, adesso interviene rischiando di recuperare il pallone Martina Sordon, poi giochiamo a 4 là davanti, quindi è un 4-2-4 quello impostato dall'allenatore del Veneto. Qua con le cattive maniere Marta Baccanti ferma l'inesauribile Matilde De Muri, la De Muri che ha disputato un grandissimo primo tempo, e la Eliana Torraldo, tra quelle che sono un po' più distinte nella formazione Veneto. Dall'altra parte la grande quantità della Bellamico, anche Isabella Latorre ha avuto sprazzi di gran gioco, ma su tutte Giulia Pellegrino, Aurora Mari, anche Chiara Tinelli. Palla adesso sul dischetto, arriva la spaccata proprio da parte di Eliana Torraldo, direi. E altra occasioncina, diciamo così, no, non era la Torraldo, era proprio la De Muri. Altra occasione comunque da rimarcare, dico occasioncina perché la storia è terminata fuori, ma in realtà è un pericolo vero e proprio quello creato su questo calcio di punizione nel cuore dell'area di rigore. È Veneto che ci sta provando, non sta centrando lo specchio. Ora duello fisico tra le due giocatrici. Si gioca a centrocampo con Aurora Mari, anche lei in questo secondo tempo poco servita e forse un po' in calo. Ora Oclu si fa soffiare il pallone da Chiara Tinelli, non c'è niente, dice il direttore di gara, poi da terra prova a recuperare il pallone, alla fine Eiran Oclu va lunga dove l'inesauribile Torraldo va a pressare da sola contro tutta la linea offensiva, palla per la Ravanetti e rimessa laterale regalata al Veneto con Sofia Braga che lascia l'incarico della battuta al numero 15 Serena Natali, il capitano. Ora Torraldo va sul fondo, viene fermata in calcio d'angolo e deve sfruttare anche le palle native la formazione veneta. Aspetta un attimo. Uno in su. Siamo l'ultima. Palla direttamente sul dischetto Sordon, ma poi a sbucare la testa di Matilde De Muri, ancora lei che sulle palle native, su queste ultime due palle native si è fatta abbastanza notare. E intanto il cambio per l'Emilia Romagna sul terreno di gioco, la 18 Giulia Rizzolo, calciatrice della Villa Franchese, esce la Chiara Tinelli del Porto Gruaro, giocatrice del Porto Gruaro. No, scusate, ho assolutamente... Sì, non è del Porto Gruaro, ma è Chiara Tinelli che gioca nel Gatteo Mare, così come la giocatrice entrata in campo è Francesca Pagani del Besurica, numero 18. Salite adesso voi. Salite. Non scendete, queste le indicazioni da parte del direttore, dell'allenatore del Veneto che vuole la squadra alta.
perché deve ingombrare gli spazi dell'area offensiva. Ora la De Muri può controllare il pallone, lo tiene in campo, no, non lo tiene in campo perché il segnalino alza la bandierina, chiudetele là, state là. Queste sono le indicazioni da parte del selezionatore veneto, perché stanno creando comunque poco. Attenzione al primo pallone toccato proprio dalla Pagani, che può andare da sola, poteva puntare la Natalia, è andata invece alla conclusione con il destro, che non ha creato problemi alla Fontana. Lungo rinvio da parte del portiere del Veneto, qua contrasta a centrocampo, tutto buono secondo il direttore di gara. Ancora la Sordon, che ha avuto un buon impatto sulla partita, poi serie di rimpalli che favorisce ancora il Veneto. De Muri prova ad andare da sola alla numero 6 e anche in questo caso si porta il pallone fuori per la seconda volta di fila. 29 sul cronometro, 10 al termine, 2-0 Emilia, semifinale del 60° torneo delle regioni. In palio c'è la finalissima di domani. Ora Eliana Torraldo con la testa prova a entrare in area di rigore, rimpallo che sfavorisce la giocatrice in maglia granata, e allora rimessa laterale che sarà per l'Emilia. Veneto che ha alzato i giri del motore, ha alzato il baricentro, ha alzato un po' tutto. Quello che non ha alzato è il numero delle occasioni da gol, perché sono arrivate tutte un po', a parte una con la Sordona appena entrata sul terreno di gioco, ha creato non veri e propri pericoli. Quell'occasione lì è stato un po' un punto importante della partita, perché se si andava sul 2-1 era circa al 15°, anzi il 20° più o meno, ecco che sarebbero stati altri 20 minuti di fuoco, cosa che invece adesso insomma pende assolutamente a favore della formazione dell'Emilia Romagna, che con 2 reti di vantaggio a 10 dal termine deve resistere questi 9 minuti al bonus di poter prendere un gol. Infatti naturalmente si prende tutti i secondi del caso per andare ad effettuare questo rinvio, che in qualche modo poi viene controllato da Aurora Mari. Lo spunto della 14 per Giulia Pellegrino, prima bella manovra da parte dell'Emilia Romagna, che quando ha un po' di spazio per giocare diciamo che mostra il suo tasso tecnico. Sordon, Torraldo, scarico, poi palla ancora per Sordon, è stato buono l'impatto della calciatrice numero 19. Ora sfera a cercare la De Muri, attacchi che si fanno ovviamente sempre più confusi da parte del Veneto, ma è normale che sia così, mancano 8 minuti. Ora si deve mettere da parte la ragione, si deve usare il cuore per andare quantomeno a riaprire questa semifinale e poi vivere gli ultimi minuti di assalto totale. Ora ci ha provato Michela Marchesina a mettere dentro l'area di rigore. Ora la Grossi pronta a entrare sul terreno di gioco per l'Emilia Romagna, il numero non 2, perché la 2 era la Bella Amico che è uscita, però una pettorina col numero 2 probabilmente non risponde al numero della maglietta sotto la pettorina. Adesso Marchesi naturalmente guadagna questo calcio di punizione che Serena Natalia andrà a mettere al limite dell'area di rigore per Torraldo, che non riesce a intervenire sul pallone. Ravanetti controlla, sale la De Muri a disturbare, perché giustamente Matilde Ravanetti sta prendendo tutti i secondi del caso. Lungo lancio adesso nel cuore del centrocampo, colpo di testa di Marta Baccanti che alza questo campanile sul quale le giocatrici venete non riescono però a mantenere il possesso palla, e allora pausa e cambio. Esce la Pellegrino ed entra la Monzani.
Poi entra anche la numero 11 se non sbaglio. No, Elisa Bruncher, no, la numero 11 va davanti. Quindi esce Giulia Pellegrino, l'autrice del gol che ha sbloccato la gara. Ed è entrata Giulia Pellegrino, ovviamente giocatrice del Modena, ed è entrata invece la numero 15 che è Martina Monzani Vecchi, giocatrice anch'essa del Modena, quindi cambio anche nel caso di prima del Veneto, cambio speculare tra due compagni di squadra, un cambio che magari anche durante il campionato si ripropone, non credo, perché immagino siano titolari entrambi. Occhio adesso all'Emilia Romagna, palla in verticale e c'è la copertura da parte della numero 15 Serena Natali, che sbarra la porta, chiude le inferriate della difesa veneta. Ora Grossi non ha corso pericoli praticamente il Veneto nella seconda frazione, non come nella prima, ecco. Ultimi 5 minuti, 2-0 per l'Emilia Romagna. Ora lo spunto della Torraldo, qua è arrivato anche un cartellino? No, è arrivato solo il fischio del direttore di gara, il fischietto giallo come il cartellino può mettere un po' in difficoltà. 15:23 sul cronometro, cioè scusate, 35:23, 5 alla fine. Calcio d'angolo adesso su questo tracciante della numero 13 Michela Marchesin, che viene toccato evidentemente sfiorato, perché non ci è sembrata una deviazione netta, e calcio d'angolo per il Veneto. Palla che viene calciata sul secondo palo, dove la De Muri con la testa e arriva il gol che riapre la sfida a 4 minuti dal termine. Segna proprio lei, Matilde De Muri. Anche in questo caso forse c'è stato un tocco da parte di una giocatrice avversaria, però la maternità del gol è tutta della De Muri. De Muri o la numero 3 dell'Emilia, anzi la numero 3, Chiara Cartarasa. De Muri o Cartarasa, noi ovviamente diamo il gol alla De Muri perché insomma con la testa ha concluso e poi ha picchiato sulla schiena. Bisogna vedere se ha picchiato prima sulla schiena della Cartarasa e prima sulla testa della De Muri. Sta di fatto che la numero 6 si merita questo gol anche per le giocate. Adesso 2-1 e 4 minuti tutti da vivere. Emilia Romagna che si butta in avanti con la Bortolini, viene fermata con Letizia Malvezza, che è entrata nel secondo tempo ma non è che abbia giocato tutta la partita. Ora cross sul secondo palo che sorvola la traversa da parte della 15 Monzani. Vi voglio mettere a campo che la prendiate lì la palla, per favore. 37 e vivremo 3 minuti abbastanza importanti adesso, perché 2-1 e tutto può succedere. 2-1 e tutto può succedere naturalmente, anche se comunque è stato il primo vero pericolo creato dal Veneto, anche forse il primo vero tiro nello specchio della porta, no, perché la Sordon appena entrata ha avuto un tiro nello specchio della porta, è stata fermata dal portiere avversario, da Matilde Ravanetti, però diciamo che è stato uno dei pochi tiri nello specchio della porta, quello della De Muri, che è andata a buon fine, ma un risultato nel complesso, un gol il Veneto lo meritava, perché è vero che ha creato poco come abbiamo detto, ma nel secondo tempo ha schiacciato gli avversari e ha provato di più a cercare la via del gol. L'Emilia Romagna naturalmente ha confermato il sentore del suo allenatore, che diceva un po' di paura perché un gol riapre la gara. Il gol ha riaperto la gara, potrebbe essere tardi, manca 1 minuto e mezzo al termine dei 40 minuti regolamentari, poi dopo ovviamente entreremo nelle fasi di recupero, però, insomma,
abbiamo visto che può succedere realmente di tutto. Ora, punizione che Elisa Dalbrun, l'autrice del secondo gol, è quello che di fatto diventa il gol partita, se dovesse finire così la cosa. Come detto, che calcio era? Non so se vanno corte, la Dalbrun che ha conciliabolo con la Baccanti, Dalbrun che mette la palla sul secondo palo dove c'è l'inserimento da parte di una giocatrice dell'Emilia, la sfera non termina in calcio d'angolo perché c'è la copertura della Grossi, le finte poi della numero 9, doppie finte, triple finte e alla fine rinvio che riesce ad arrivare su Matilde De Muri, che però guadagna la rimessa laterale, la lascia poi a Marchesin, sfera per la Torraldo, anche per lei una gara di grande spessore, poi Grossi che perde il rimpallo con Monzani, va sul fondo la numero 15, palla dentro per Bortolini, cerca lo spazio per andare al cross, 4 di recupero nel frattempo e quindi si giocherà fino al 44esimo e saranno 4 minuti da vivere, anche se adesso l'Emilia Romagna mi sembra che abbia alzato un po' il baricentro e paradossalmente stava abbassando prima, poi adesso che ha subito il gol un po' anche sgombera, ha un po' alzato e sta tenendo lontane le avversarie dalla propria area di rigore. C'è da dire che onore al merito e un plauso anche al tecnico veneto che non ha avuto paura di schierare addirittura 4 punte, le vediamo proprio qua nelle immagini di Moreno Danna con la Sordon che conquista Torraldo, palla dentro, l'imbucata che in qualche modo non arriva a destinazione perché si sono chiuse le maglie della difesa dell'Emilia. Ora la Mari con il 14 mette ordine, poi palla per Monzani, cioè su di lei la Grossi, intervento falloso e è bello vedere come nei minuti di recupero un intervento così una giocatrice subisce un colpo anche abbastanza forte e non rimane a terra a perdere tempo. È quello che è la cosa più bella una delle cose più belle del calcio femminile. Ora sale la numero 5 Giulia Grazio, ovviamente con tutta la calma del mondo, questo glielo concediamo, con la rimessa laterale, la palla che però è uscita, l'ha controllata Elisa Dalbrun, gli è scappata dalla suola, poi l'ha ripresa ma era troppo tardi. Ora Grossi per Malvezza, ancora Grossi, però non riesce a uscire di lì da un po', tra l'altro il Veneto deve tirare la palla alta. De Muri prova a puntare le giocatrici, le finte della De Muri, poi forse vuole strafare, prova a recuperare il pallone, forse è esagerato dopo il primo controllo, gli hanno detto passala, la risposta è stata chi la passa, non c'è nessuno e una compagna ha detto piuttosto tira, effettivamente era sulla tre quarti. Non è raro vedere calci, tiri più che altro, calci molto potenti anche da molto distante. Ora uno degli ultimi possessi, quando siamo al 42-20, 1 minuto e mezzo al termine, Torraldo in duello con la numero 3 Chiara Cartarasa che si è francobollata la numero 20 da quando è entrata sul terreno di gioco. Rimessa laterale per il Veneto, ho sensazione che un'occasione debba ancora arrivare. Ora Sordon prova a fare ordine sulla tre quarti, ma viene fermata con eleganza, classe e decisione anche da Aurora Mari. Si porta il pallone fuori Aurora Mari ma subisce la spinta, per cui calcio di punizione. Aurora Mari vuole e lo fa tirarla lunga, però di fatto concede al Veneto che ha Torraldo con la testa, cerca De Muri, addomestica la De Muri nel traffico, poi scarica e alla fine la numero 18 Francesca Pagani riesce a recuperare un pallone importantissimo, la sfera ancora del Veneto, 43esimo e 30 secondi alla fine, rimane a terra una giocatrice dell'Emilia, poi si rialza. Qua rimessa laterale per il Veneto, 25 secondi alla fine, probabilmente ultimo possesso alla lunga
con la testa, vediamo se finisce in calcio d'angolo, no, in rimessa laterale, che però sarà per l'Emilia Romagna, e allora presumibilmente finirà qua, perché siamo al 43-53. Palla battuta subito, colpo di testa, 5 secondi. Ora controlla Bortolini, palla in verticale, Malvezza, scusate, poi ancora Bortolini, ordinata la numero 10, manovra, poi viene fermata, rimessa laterale per l'Emilia Romagna. Il direttore di gara ha detto sto già recuperando, quindi probabilmente un altro minuto, non so per cosa, perché 4 sono stati dati di recupero. Ora Malvezza, alla fine Mari. È nostro perché gli è preso lei, l'ha mandato fuori lei, è azzurra. È Rimessa azzurra. laterale per il Veneto con Grossi, no, per l'Emilia Romagna. E qua siamo al 50°, quindi ovviamente rimessa laterale questa volta per il Veneto. Vediamo se c'è tempo per un ultimo possesso. Torraldo, De Muri prova ad andare da sola, forse arriva l'ultimo possesso, sì, palla per la numero 4, Giorgia Ferrari, anzi scusate, Sofia Braga, che entra in area di rigore, ancora De Muri, si porta fuori, le finte, viene stesa, non c'è fallo ai danni della De Muri e finisce qua con l'Emilia Romagna che amministra il doppio vantaggio nei primi 10 minuti di questa semifinale, resiste agli urti, a dire la verità poco convinti dopo il gol del 2-1 del Veneto, e centra la finalissima. Il suo avversario si sta decidendo su un altro campo. Quello che facciamo qua è celebrare la squadra dell'Emilia Romagna che centra la finale del 60° torneo delle regioni, risultato di 2-1. Ricordiamo le marcature: al terzo del primo tempo Giulia Pellegrino, al settimo del primo tempo Isa Dalbrun, e poi nel finale, accorciato le distanze, Matilde De Muri. Per ora è tutto dal Baciccia di Pra, noi vi salutiamo, vi diamo appuntamento a quando? A domani, quando ci saranno le finalissime anche del campionato femminile. Ricordiamo, domani alla Sciorba, ricco programma con la finale Under 15, Under 17, Under 19 e appunto anche del torneo femminile, della quale una finalista la vedete nelle immagini di Moreno Danna, ovvero la formazione dell'Emilia Romagna che centra la finale grazie a questo 2-1 sul Veneto. Per ora è tutto, un ringraziamento e un saluto al nostro operatore Moreno Danna, ci vediamo ai prossimi appuntamenti.